Buonasera ha chiuso ma al contempo ha aperto nuovi scenari, il blocco di 6 mesi voluto dal Ministero italiano all'ambiente per la costruzione di progetti di rigassificazione nel Golfo di Trieste. Una decisione prima voluta dal Ministro dell'Ambiente Clini, ora dal suo successore, il Ministro Orlando. Si tratta di una pausa di riflessione o un primo passo magari verso a nuovi scenari, nuove prospettive? Ne parleremo con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Ve li presento: Serena Pellegrino, deputata per il partito SEL, il Parlamento italiano. Buonasera. Buonasera. Marco Starman, membro della Commissione slovena interministeriale sui rigassificatori nel Golfo di Trieste e anche direttore del Parco Naturale di Strugnano. Buonasera. Adriano Bevilacqua, del tavolo transnazionale dei rigassificatori. Buonasera. Marino Valle, esperto di energetica e sicurezza, è già docente di analisi e gestione delle risorse energetiche, nonché di pianificazione e localizzazione delle infrastrutture energetiche e ingegneria del territorio. Buonasera. E Aurelio Iuri, collaboratore per la Slovenia del tavolo tecnico transnazionale rigassificatori. Ebbene, la prima uscita ufficiale del neoministro italiano all'ambiente Andrea Orlando è stata proprio a Trieste, dove ha incontrato il neogovernatore del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. In quell'occasione si è parlata proprio anche del progetto di Zaulle. Sentiamo in questo primo contributo l'intervista realizzata dal collega della RAI Antonio Cagliazza. Noi ribadiamo l'esigenza di sospendere l'iter per approfondimenti e usare questo tempo per costruire un tavolo con gli altri paesi dell'Alto Adriatico che si affacciano sulle coste dell'Alto Adriatico, perché riteniamo che risolvere il conflitto che si può venire a determinare tra la presenza di impianti energetici e una crescita dei traffici portuali non è possibile all'interno della singola procedura. È necessario un ragionamento più complessivo che, come dire, metta insieme queste diverse esigenze e addirittura associ anche i paesi che si approvvigionano attraverso questo corridoio. Quindi credo che ci sia un lavoro di programmazione, ritornerei a usare questo termine, prima di dare una serie di risposte sui singoli progetti. Onorevole Pellegrino, lei è stata una degli autori, dei firmatari di documenti molto importanti che possiamo dire forse hanno portato anche a questa soluzione definitiva, questo blocco, parliamo del cielo temporaneo, ma sempre di blocco si tratta. Cosa è successo a Roma? È successo che Sinistra Ecologia e Libertà, io sono la prima firmataria, buona parte dei deputati di SEL, anche il nostro capogruppo, alcuni deputati poi in coda del Movimento 5 Stelle abbiamo firmato questa mozione e abbiamo dato gambe a un pensiero che si è elaborato in questi anni del tavolo tecnico. Abbiamo pensato che fosse indispensabile farlo pervenire al tavolo del Ministro e così è accaduto. Ecco, ma adesso cosa accadrà a Roma? Perché è un blocco appunto diciamo momentaneo, quindi cosa ci si aspetta? Intanto il Ministro Clini l'ha sospesa per 180 giorni e noi abbiamo detto così, lasciando la bomba al Ministro successivo, perché lui ormai era quasi addirittura d'arrivo. Il Ministro Orlando sono felice che abbia proseguito in questa direzione, che abbia mantenuto la decisione del Ministro Clini. Io penso che questo rigassificatore non si farà. Ecco, in campagna elettorale quasi tutte le forze politiche si sono sempre dette contrarie, poi quando arrivano al potere qualcosa cambia, è un mistero ma è quasi sempre stato così, almeno per questo progetto. Ci può dare qualche certezza in più? Cosa dicono i suoi colleghi? Insomma, anche i miei colleghi di Sinistra Ecologia e Libertà vanno nella direzione che ci sarà una forte opposizione nei confronti del rigassificatore, continueremo in questa direzione, anche se fossimo al governo, non perché siamo all'opposizione. E i nostri colleghi del PD lo sanno bene che questa è la nostra posizione. Ecco, degli altri partiti, anche mi riferisco agli altri firmatari di questi documenti? Allora, noi abbiamo avuto, per quello che riguarda la mozione, la firma anche di un deputato del PD della Calabria, perché è una mozione che ha preso in considerazione non solo i rigassificatori di Zaulle, ma anche quello di Gioia Tauro. E abbiamo avuto appunto anche la sua firma. Invece i deputati del PD friulani e giuliani non hanno sottoscritto. Come mai? Non hanno sottoscritto. Bevilacqua, quindi cosa vuol dire questo blocco momentaneo? Significa che 4 anni di lavoro hanno avuto risultato. Finalmente per la prima volta un parlamentare ha avuto il coraggio di
di fare azione che è stata significativa perché metteva in luce anche i possibili danni all'erario che avrebbero dovuto assumersi i ministri stessi, ed è presumibile, molto probabile, che per questo motivo ci sia stata questa sospensione, in una improbabile ipotesi che venga rintracciata un'altra area dove collocare questo rigassificatore a terra. Perché è improbabile? È improbabile perché basta vedere la costa triestina e sfido chiunque a trovarlo, a meno che non si vada a smantellare impianti già esistenti. E a prescindere, e già 4 anni fa, e qui presente l'ingegner Valle lo diceva, il traffico navale non è compatibile per quanto riguarda le normative IMO con il traffico navale. Ce n'è voluto un po' però. C'è voluto un po', ma era inevitabile. Noi quando abbiamo iniziato 4 anni fa non c'era nessuno, a parte gli sloveni, Aurelio Iuri, Starman, Marco, con cui abbiamo lavorato. Bisogna anche dire che i primi a iniziare un lavoro di analisi concreta furono proprio gli sloveni, di cui era capitanato in parte proprio da Aurelio. Da 4 anni nessuno era contrario al rigassificatore, ancor meno il PD proprio. Adesso tutti quanti parlano e dicono quello che dicevamo, quindi bisogna fare un tavolo transnazionale, bisogna pianificare l'energia perché l'energia come l'aria comunque viene condivisa, bisogna studiarla per non farci strumentalizzare magari da lobby energetiche e riuscire a fare un piano che sia in grado di sostenibile per l'Alto Adriatico, sia per quanto riguarda la sicurezza antropica di cui me ne occupo personalmente, che quello ambientale, sapendo che l'Adriatico ha un ecosistema delicatissimo e importante anche come fonte turistica. In questi 6 mesi cosa farete come tavolo transnazionale? Ma noi continueremo, adesso ormai lo dicevi te stessa all'inizio, non c'è stato partito a queste elezioni che abbia detto sì al rigassificatore. Con piacere ho sentito che la stessa Serracchiani e anche il ministro incontriamoci con gli altri paesi. Per verità noi sono 4 anni che ci stiamo incontrando con i vari governi. Spero che questo venga fatto rapidamente e che in qualche maniera, e lo faremo senz'altro, si possa vigilare di modo che non nascono altre mostruosità, perché si sa che in un sistema delicato come quello italiano si trova terreno fertile a strumentalizzazioni economiche e industriali spiacevoli. I più maliziosi dicono magari adesso c'è un blocco di 6 mesi momentaneo, così c'è tempo per pensare a qualche alternativa. Beh, di alternative ce ne sono, sempre se è necessario, perché bisogna ricordare che ci sono dei gasodotti pronti che sono ormai in fase di costruzione, come il South Stream. Se è necessario che i paesi si approvvigionino di gas naturale, ci sono soluzioni ormai che vengono sfruttate a livello mondiale, che sono delle boe galleggianti al largo che immettono già gas naturale nei paesi dove è necessario. È inutile fare 3 impianti, una a Veglia, una a Trieste e una a Capodistria. Ci si mette d'accordo, se ne fa uno per tutte e 3 e un impianto che non abbia impatto ambientale. Questo deve essere necessario, prerogativa, fondamentale. Voleva aggiungere qualcosa, Iuri? Sì, diciamo che dei 6 mesi ce ne rimangono 4 mesi, 4 ormai. e mezzo, perché il tempo corre, ma comunque i segnali sono incoraggianti. Cosa fare in questi 4 mesi e mezzo? Secondo me da parte italiana ci si aspetta un invito ai governi sloveno e croato a sedersi assieme per rintavolare il problema. È una presa di posizione importante quella del nuovo governo, del ministro Orlando, perché ricalca non solo quanto noi stiamo evocando ormai da anni, ma anche l'invito dello stesso commissario europeo Janez Potočnik a fare un tavolo a 3 su questa questione. Adesso bisogna farlo. In questi 4 mesi, io ho parlato giorni fa per caso, ho incontrato il ministro degli esteri sloveno Erjavec e gli ho detto guarda che anche la Slovenia si deve preparare a questo incontro con una proposta molto concreta. Quali sono le alternative? Fermo restando che siamo tutti d'accordo che vi sia a titolo di differenziazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale l'indispensabilità di portare il gas anche nell'Alto Adriatico. Però vediamo come farlo, dove farlo, con quali tecnologie.
e a questo incontro ci si deve preparare. Abbiamo sentito adesso la posizione del governo italiano, con l'aiuto di Claudia Raspolic sentiamo invece la posizione del governo sloveno. Il Ministero per l'Ambiente sloveno mantiene massima cautela sullo stop dell'ex ministro italiano Clini ai progetti dei rigassificatori nel Golfo di Trieste. Dejansko je takole, no, da bi bili tu prehitro veseli. Non abbiamo motivo di essere soddisfatti perché si tratta di un provvedimento temporaneo. Sui rigassificatori la posizione del governo, del Parlamento e del Ministero sloveno è chiara: non si può limitare il progetto a un solo paese perché gli effetti, essendo una zona molto delicata, potrebbero avere ricadute anche sugli stati vicini. Gli accordi perciò vanno presi di comune accordo. Mi attendo in questo senso un ruolo più attivo della Commissione europea. Le acque di superficie nella fascia costiera, secondo Židan, sono più inquinate rispetto alle altre zone. Già questo dato dovrebbe indurci a valutare con attenzione qualsiasi progetto nell'Adriatico, perché area estremamente delicata. Zaradi dosti preprostega razloga, zaradi lakov, s katerim so trenutne ladje premazane. Ne? La ragione è semplice: la superficie delle navi è rivestita da varie sostanze chimiche, perciò non riesco ad immaginarmi un ulteriore carico di agenti dannosi per l'ambiente. I rigassificatori sono altamente invasivi e se i paesi coinvolti non potranno difendere i propri interessi, credo che neppure l'Unione Europea rimarrà impassibile. Židan non si sbilancia sull'idea di un rigassificatore assieme a Italia, Slovenia e Croazia. Torna invece a ribadire che qualsiasi decisione va presa in un contesto unitario. Ecco, dottor Starman, abbiamo sentito adesso la posizione del governo sloveno, come diceva anche Juri, c'è la possibilità quindi di un dialogo forse anche a tre, perlomeno sicuramente a due, però assieme anche al governo c'è da anni attiva l'esistenza della commissione interministeriale slovena sui rigassificatori nel Golfo di Trieste, di cui lei è membro. Quale attività avete svolto fino adesso e qual è oggi il ruolo anche di questa commissione? Sì, la commissione interministeriale è stata lavora già dal 2006, dall'inizio, quando abbiamo saputo dai media, più o meno, c'è parecchie cose che si conoscono più dai media che dai canali formali, che questi due progetti sono in corso, perché si trattava sempre dei due progetti, l'offshore con il gasdotto e anche Zaule dall'inizio. Con il gasdotto, prima si parlava del gasdotto via terra e poi subito nel 2007 già il gasdotto via mare per tutto il Golfo di Trieste. La Commissione è stata, il mandato della Commissione da quel momento è stato trovare degli argomenti per incontrarci. Adesso si parla di un incontro a tre, ma dall'inizio c'era la proposta del governo sloveno. È interessante che tutti i governi, dal 2006 ci sono stati parecchi ministri, e tutti i governi, anche il Parlamento, aveva più o meno la stessa posizione. È uno dei rari casi che tutti i governi hanno la stessa posizione, e il nostro scopo della Commissione era trovare degli argomenti per trovare degli spunti dove poter fare delle valutazioni trasfrontaliere, dove poter comunicare costruttivamente con la parte italiana. La parte croata si è inclusa solamente nell'ultimo periodo, no? Prima, perché il massimo dell'impatto sarebbe qui vicino, specialmente se parliamo di Zaule, e penso anche come il collega Adriano ha detto, che fare queste analisi sistematiche da 6 anni più o meno ha un po' cambiato il scenario anche dalla parte italiana, perché adesso si sa un po' di più
cosa sono i potenziali rischi. E quindi oggi come vi muoverete come Commissione? Io, come il Ministro ha detto, non siamo ancora alla fine. È interessante che nemmeno per l'offshore, anche se il Ministro Clini uscente, quando ha detto che è sua opinione che anche il rigassificatore offshore non si può fare a causa del problema della zona di la vicinanza del confine, la zona dove ci sarebbe un rischio per le altre navi e così via. Anche quel procedimento non è stato fermato o non è finale, perché nella lettera che è stata scritta al ministro sloveno, lui esprime una sua opinione o l'opinione della commissione lì, del ministero, che l'offshore non si può fare a causa di questi argomenti, ma una decisione finale non è stata ancora presa. Anche quel procedimento formalmente è ancora aperto. Perciò si deve essere un po' tutti, anche io mi occupo di questo caso, se si può dire così, da 2006, e ci sono stati degli alti e bassi qualche volta già prima, perciò formalmente e giuridicamente nessuno dei tre procedimenti, perché c'è anche il gasdotto, non è stato formalmente fermato, e la procedura formale anche quindi con la questi 6 Slovenia. mesi non vogliono dire niente? No, non dico che non vogliono dire niente, io penso che è un grande passo avanti, perché adesso si parla finalmente delle cose che noi abbiamo detto già da molto tempo, che il trasporto, coordinamento del trasporto, perché il coordinamento del trasporto è solo la ciliegina sulla torta, no? Perché il coordinamento del trasporto è la fase finale, tutto il resto prima del coordinamento del trasporto deve ancora essere fatto, no? Gli investimenti, i gasdotti e così via, e gli impatti anche delle fasi prima del trasporto stesso hanno un impatto anche vitale e importante. Io penso che è una posizione, una fase molto critica adesso, che si deve andare verso una decisione finale di questi due procedimenti, perché allo stesso tempo a Bruxelles sulla lista degli impianti energetici strategici c'è ancora Giaule lì. La lista è stata cambiata qualche mese fa. È molto interessante che la lista è stata cambiata e Giaule è venuta sulla lista qualche mese fa senza, per esempio, una consultazione con la popolazione. Per tutti gli altri rigassificatori che sono su quella lista europea, una consultazione è già stata fatta l'anno scorso, no? L'inizio, la metà dell'anno scorso. Giaule è venuta sulla lista in un procedimento molto veloce, dopo la consultazione, dopo le consultazioni con il pubblico, con il Aarhus, riguardo l'Aarhus Convenzione. Perciò io, come vedo anche il Ministro, certamente sono d'accordo, ma sono anche è importante, è prudente che siamo prudenti a questo momento, perché tutti gli argomenti contro il rigassificatore in questo momento dalla parte italiana sono esclusivamente trattati come problemi della parte italiana. Non c'è niente nella decisione del Ministro che dice solamente riguardo l'offshore, sì, ma riguardo al Giaule non c'è niente riguardo agli impatti sulla natura, gli impatti trasfrontalieri, riguardo il rischio degli incendi e
delle esplosioni e così via, no? Perciò io penso, e anche il resto della Commissione, Certo. dalla decisione del Ministro non abbiamo avuto nessun Non vi ha convocati incontro, ancora? ma penso che ci sarà un incontro, perché anche il Presidente della Commissione è sempre quello che è il Sottosegretario all'Ambiente, e il nuovo Sottosegretario all'Ambiente è stata nominata in questo governo, e probabilmente la prossimo incontro che avremo lei prenderà le redini di questa commissione. Iuri. Sì, anche per informare i nostri telespettatori, anche l'onorevole Pellegrino, sulla sensibilità che la Slovenia dedica a questo problema. Lei sa che ha convocato ben 2 sedute straordinarie, la Camera di Stato, il Parlamento sloveno, ha il problema rigassificatori dal 2006. Ci sono state sono stato a verificare 7 riunioni dei comitati preposti, infrastrutture, ambiente, esteri, e c'è stato il grosso lavoro coordinato da Starman con l'Istituto Josef Stefan, con altri esperti che hanno fatto la prima analisi, che poi è stata raccolta e ampliata, e qui voglio dire un grazie, dal tavolo tecnico rigassificatori. In questo periodo ci sono stati anche 2 importanti incontri. La delegazione del tavolo tecnico è stata ricevuta dal ministro dell'ambiente croato Olli e dal ministro dell'ambiente precedente Bogovic, sloveno. Sarebbe il caso che anche Orlando invitasse a Roma, e mi auguro che l'onorevole faccia da tramite per un incontro anche di una delegazione del tavolo tecnico rigassificatori con l'attuale governo. Questo è quello che va fatto secondo me in questi 4 mesi. La prudenza è d'obbligo, sono d'accordo con il ministro Židan, e magari sarebbe il caso che incontriamo anche Židan alla prima occasione, perché la Slovenia si prepari, come dicevo prima, a proporre un'alternativa nel momento in cui ci si trova a un tavolo a 3. Lei era intervenuto proprio personalmente sia a livello parlamentare a Lubiana, ma anche a livello europeo all'epoca, per bloccare in qualche modo questi progetti? Ma anche io sono stato 10 mesi europarlamentare, ho mosso un po' le acque nel mio gruppo socialista, e abbiamo fatto sì che giungesse anche alla Commissione europea il problema anche di prima mano. Quindi abbiamo trasmesso le verifiche del governo sloveno, le delibere del Parlamento sloveno, e voglio ricordare una terza seduta che c'è stata l'altro anno, ovvero 2 anni fa, in cui si è approvata una risoluzione sull'Alto Adriatico da parte del Parlamento sloveno che blocca ogni tentativo anche di rigassificatori sulla costa slovena. Perché questo è anche il fatto, uno dei timori dell'Italia era quello della TGE di portarlo a Capodistria. Adesso, in base a questa risoluzione, che è una risoluzione politica, non è una legge, non è un decreto, nessun rigassificatore non sa da fare nell'area sulla costa slovena. Bene, abbiamo visto che praticamente molta importanza gioca il ruolo dell'Europa, quindi c'è necessità anche di una visione europea comune e condivisa. A questo proposito Claudia Raspoli ci è andata a sentire il sottosegretario all'ambiente Potocnik. Vediamo. Un rigassificatore assieme all'Italia, Croazia e Slovenia? La Commissione europea per l'ambiente non lo può decidere, ha invece il compito di valutarne la compatibilità ambientale. Lo ribadisce il commissario Potocnik in qualsiasi occasione che abbia per tema questi impianti. Lo ha fatto anche all'ultima visita ufficiale in Slovenia. Kako se države odločijo, to je njihova stvar. La decisione sui progetti è una questione interna dei paesi. La Slovenia, ad esempio, ha deciso di costruire la centrale a carbone TES 6. Il mio ruolo è di valutare se il paese abbia fatto un'attenta valutazione ambientale. Vale altrettanto per i rigassificatori. L'unica soluzione, che alla fine sarà accettabile per tutti, potrà venire tramite un tavolo comune. In questo senso Potocnik appoggia pienamente quanto aveva detto l'ex ministro per l'ambiente italiano Clini, che le problematiche dell'Alto Adriatico vanno affrontate in un contesto unitario e allargato. L'energia tuttavia è indispensabile, non da meno però la riduzione dell'inquinamento. Da qui la necessità di applicare una precisa strategia. Kakšen
energetsko mešanico država uporabi, se odloči sama. Ogni paese è libero di decidere quali fonti di energia utilizzare, tuttavia rispettando certi limiti. L'Unione Europea ha stabilito che entro il 2020 dovremmo ridurre l'anidride carbonica del 20%, sostituirla con fonti rinnovabili ed aumentare sempre del 20% l'efficienza energetica. Non sarà un passaggio facile, ammette Potocnik, perché in passato poco si è investito sull'ecologia. Una cosa però è certa, il futuro è no all'anidride carbonica, sì invece all'energia rinnovabile. Questo è il commissario europeo all'ambiente Potocnik. Onorevole Pellegrino, ma al di là adesso della collocazione, c'è bisogno di gas, abbiamo bisogno di gas? Allora, io parto dal presupposto che dobbiamo valutare lo stato di fatto. Vediamo che cosa abbiamo, quali sono le fonti energetiche che abbiamo adesso, qual è la necessità per quello che riguarda la nostra industria, il nostro consumo. Dopodiché vediamo se c'è un delta per cui devo necessariamente approvvigionarmi in maniera ulteriore, allora a quel punto deciderò con quale mezzo, con quale strumento allora farò energia. Però è da anni che si parla di costruzione di impianti di gassificazione, Slovenia, Italia, in Croazia, ancora non c'è uno studio che con precisione possa dire sì, abbiamo bisogno di gas, di tot gas? Allora, guardi, io credo che sul problema dell'energia ci siano tanti rivoletti, no? E ci si perda poi alla fine. Cerchiamo di capire il quadro generale. Energia sì, mi serve? Quanta energia mi serve? Dove la produco? Questo è indispensabile come presupposto, per cui noi abbiamo puntato il focus su un piano energetico nazionale e anche in regione un piano energetico regionale. La Serracchiani sta lavorando su questo? Lei ha fatto una campagna elettorale in questa direzione, noi abbiamo aderito al suo programma proprio per questo motivo, perché se io non so quanta energia mi serve, a quel punto è come un fabbisogno abitativo. Le faccio proprio un esempio banale, pratico, che probabilmente è più facile da comprendere per tutti noi. E se io non so quanti abitanti ha una città e faccio un piano regolatore senza la richiesta della capacità abitativa, posso fare 1000 case, 2000 case, ma se non mi necessitano, per quale motivo vado a produrre edilizia? Anzi, faccio solo un danno probabilmente alla società. E quindi per noi è sostanziale capire lo stato di fatto, quanto mi necessita e quanto devo andare a produrne e soprattutto come produrlo. Noi di Sinistra Ecologia e Libertà è chiaro che l'abbiamo messa, e questa in premessa della mozione c'è, fermo restando che io vado a valutare tutto quello che mi necessita e dopodiché vedo con quali fonti produrlo. Per noi di Sinistra Ecologia e Libertà, scusi, e poi chiudo, le rinnovabili devono essere portate a saturazione. Quindi eolico, solare, tutto quello che riguarda la produzione attraverso le rinnovabili deve essere portato al 100%. Una volta che io ho saturato attraverso quelle fonti, allora dirò sì, ok, mi servono anche altre fonti di approvvigionamento. Bevilacqua, nel momento in cui si dovesse dire sì, c'è bisogno di gas, in effetti realtà come queste, strutture come queste, possono portare anche dei vantaggi economici ai cittadini? Spesso si è detto, penso alla campagna pubblicitaria di Gas Natural, un rigassificatore di questo tipo in questa zona può anche far abbassare le bollette ai cittadini. È possibile, è reale? Lo hai detto te stessa, può anche, cioè non c'è nulla di scritto. Quindi teoricamente eravamo quasi a un passo dall'inizio dei lavori e in realtà non c'erano accise o accordi tali che i cittadini avrebbero avuto uno sgravio sulle bollette. Non c'è nulla di tutto questo. Aggiungerei qualcosa a quanto ha espresso correttamente l'onorevole Pellegrino. Sì, andiamo a saturazione con le rinnovabili. Tuttavia pensare di metanificare il territorio e di trasformare, passando quindi da idrocarburi a metano, ad esempio, l'autotrazione, macchine, camion e cose di questo tipo, potrebbe essere un impatto inquinante minore rispetto a questo e potrebbe essere una politica interessante se è una politica rivolta più verso il cittadino che verso un interesse industriale o economico. Ci starebbe, ammesso che non abbiamo già sufficiente gas,
noi siamo già approvvigionati soprattutto dalla Russia, in grado di far questo. Ma non voglio introdurre nulla perché sicuramente lo farà l'ingegner Valle, ecco. Però è un argomento che va pianificato e studiato anche, cioè come migliorare anche i sistemi energetici anziché andare appunto a centrali a carbone. Professor Valle, lei è esperto in energetica e sicurezza. Cosa significherebbe per il Golfo di Trieste un impianto di questo tipo? Allora, non si può prescindere tutto il discorso che è stato fatto finora da un piano energetico nazionale, come la vedo io da uomo di scienza, italiano, sloveno e croato, cioè bisogna mettere sul tavolo queste carte. Questo vuol dire anche Krško, per quanto scomodo possa essere l'argomento, perché è energia primaria. Ora, qual è l'uso del metano? L'uso del metano, grosso modo, può essere adoperato in 6 filoni. Cioè, il primo è una materia chimica di trasformazione per l'industria, il metano di per sé stesso, va bene, è una materia preziosa per l'industria. Serve immediatamente dopo come percentuale di utilizzo per la trasformazione in energia con centrali a turbogas, centrali termoelettriche e quant'altro. Può servire poi, e serve di fatto in Italia moltissimo, per le utenze domestiche, per gli usi domestici, per fare da mangiare, serve poi per il riscaldamento e serve poi anche in dose molto minore per l'autotrazione. Quindi se non esiste un piano energetico nazionale puntuale che faccia il punto su quali tipi di energie e quanta energia per ciascun tipo è necessaria, è un discorso accademico che lascia il tempo che trova. Anche perché se andiamo a fare un ragionamento a Trieste, quando si parla dell'impianto di rigassificatore di Zaule, lì in effetti abbiamo visto che ci sono ben 3 impianti, cioè noi ci parliamo addosso dell'impianto di Zaule, ma in effetti gli impianti complementari e dichiaratamente sinergici sono 3, cioè c'è l'impianto di rigassificazione vero e proprio, c'è l'impianto del metanodotto con la cabina di lancio della SNAM che è immediato proprio perché senza di quello non si mette il metano nella rete nazionale e c'è la adiacente centrale turbogas che è funzionale per il funzionamento invernale. Scusi, lei ha portato anche delle slide, possiamo farle Sì, vedere così prego, le commentiamo? sì, Allora, sì, la regia forse può aiutare lo studio con delle slide che aveva portato. Sì. Ecco, sono queste, professore, Ecco. giusto? Allora qua vediamo una trasposizione in pianta dei 3 impianti, è l'unica che esiste, cioè l'ho fatta io con mezzi modesti perché ufficialmente non esiste, cioè i 3 impianti sono esaminati singolarmente e separatamente l'uno dall'altro. Possiamo andare avanti? Sì. La regia riesce ad andare avanti con le immagini così il professore può anche commentare. Ecco, possiamo pure andare più veloci. Ecco, qua abbiamo Grazie. preso in questa slide un esempio prodotto proprio dalla gas naturale, per cui si prende, estrapolando una tavola, nella fattispecie quella di sinistra, dove ci sono delle aree di rischio che sono state individuate dallo stesso proponente. Andiamo avanti. Possiamo andare avanti? Ecco. Questo è l'ingrandimento di quella slide, si vede l'impianto di rigassificazione dove è simulato un incidente. Qua è applicato il metanodotto con la cabina di lancio, vedete che è proprio in quel dente e qua a fianco la centrale turbogas. Ora se io evidenzio la zona di rischio, vede che in un incidente becco dentro tutti i 3 impianti. Come si diceva una volta al Luna Park, 3 palle con un soldo. Questo vuol dire che il rischio va triplicato perché sono tutti e 3 impianti a rischio di incidente rilevante, per cui l'incidente non necessariamente può o deve avvenire nell'impianto di rigassificazione, può benissimo avvenire in uno degli altri 2 impianti complementari e l'esito non cambia, è sempre ugualmente catastrofico. Quindi la soluzione corretta sarebbe andare a proporre e a vedere se ci sono le condizioni per poterlo realizzare questo impianto in mezzo al mare, dove non darebbe fastidio a nessuno, dove per vederlo sarebbe necessario avere un bel binocolo e se un domani dovesse accadere un incidente, l'incidente sarebbe limitato a quei disgraziati di operatori che sicuramente non avrebbero scampo, però diciamo che l'impatto sarebbe quasi nullo rispetto alla costa, rispetto al resto. Dirò di più, la costruzione di questo impianto andrebbe eseguito con tecniche nordiche, cioè con tecniche che vengono adoperate ormai da anni nel nord Europa, cioè vuol dire
stazione di allacciamento alla nave gasiera che arriva con impianto di rigassificazione bordo nave, per cui attracca questa boa messa in mezzo al mare, ancorata con un tubo flessibile che immette direttamente nei vari metanodotti nazionali, i quali tubi vengono posti in opera automaticamente con un sistema di talpe meccaniche che scavano a 10-12 metri sotto il fondo marino senza sollevare fanghi, senza fare nessun tipo di impatto ambientale rovinoso, come avverrebbe nel caso della posa del metanodotto previsto dalla SAOLE, che prevede uno scavo così a trincea aperta con la posa del metanodotto laddove ci sono fondali bassi e semplicemente il metanodotto appoggiato sul fondale con rischio poi di essere preso da ancore di navi manovra o cose del genere. Ma è vero che rischia di essere un impianto vecchio già prima di essere realizzato? Sì. Cioè, oggi l'orientamento generale a livello globale è quello del rigassificatore a bordo nave, ovvero sia arriva una gasiera, abbiamo visto prima nelle slide che una gasiera di quelle dimensioni sui 300 metri circa a 5 cisterne criogeniche, bene, ne avrà 4, una è occupata da un impianto di rigassificatore che è grande, diciamo un quarto di questo studio televisivo dove siamo noi ora, è piccolino, però questo consente di ridurre al minimo l'impatto. Tra l'altro abbiamo altre slide che ci aveva preparato sempre per parlare di sicurezza, la regia forse può mandarle in onda, ecco, così può commentarle, professore. Ecco, allora questa è una cartina a vasta scala del Golfo di Trieste dove si vedono le acque territoriali slovene e le acque territoriali italiane. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'impressione pittorica di quello che dovrebbe essere l'impianto, no? Tanto per sapere. Questo è il progetto di gas naturale. Il progetto di gas naturale. Quei pallini rossi che vedete in pianta sono le attività a rischio di incidente rilevante già esistenti, già autorizzate, quindi vedete che il territorio è già ben saturo. Quelle 3 lettere, che è difficile riuscire ad apprezzare, fermate un attimo le slide, tornate indietro. Torniamo indietro di una slide, sì. Se riusciamo. Magari torniamo alla slide precedente. Eccola, perfetto. Qua. Allora, quelle 3 lettere A, B, C, che sono quella specie di triangolo, sono in effetti i 3 nuovi impianti che sono oggetto di studio in questo momento, oggetto di procedura autorizzativa, cioè rigassificatore, metanodotto, va bene, e centrale turbogas. Vedete quella linea rossa che dopo va su verso l'angolo in alto a sinistra della slide, è il metanodotto sottomarino. A questo punto andiamo avanti. Ecco, questa è l'ordinanza, no? Tanto per dimostrare che si sta parlando di documenti che hanno un numero di protocollo, un numero eccetera, della Capitaneria di Chioggia. Andiamo avanti ancora, va bene? Questo è l'assunto evidenziato dove prendono di base la circolare della IMO, International Maritime Organization, andiamo avanti, che stabilisce, come potete vedere, l'ordinanza, la circolare in inglese, una zona di rispetto, va bene, e una zona di sicurezza attorno alle navi, la zona A e la zona B. Quindi io non ho fatto nient'altro che prendere queste zone, che sono rispettivamente di 2000 metri e di 1000, cioè un miglio e mezzo, andiamo avanti, e le ho applicate nel punto di attracco della nave. E questo è quello che significherebbe per il porto di Trieste se applico queste disposizioni dell'IMO. Andiamo avanti ancora. Ecco, qua la vedete sulla stessa cartina iniziale di prima, diciamo è un bel ingombro per il porto di Trieste. Andiamo avanti ancora. La applico, questo è l'impianto offshore, no? Che è, diciamo, bloccato anche questo temporaneamente. Andiamo avanti ancora. E questo è l'altro circoletto messo esattamente dove c'è la nuova ubicazione dell'impianto, perché è stato spostato, non è più nella sede originalmente progettata e prevista, e l'ultima slide è quella che dimostra come prende in pieno le acque slovene con la zona di rispetto e la zona di sicurezza. Quindi qualcosa di non proponibile, a meno che la Slovenia non abbia la sua brava convenienza, e allora in questo caso va strutturata opportunamente la potenza dell'impianto di rigassificazione in funzione di quelle che sono esigenze plurinazionali che non possono prescindere da un piano energetico complessivo di cui il metano è solamente uno degli aspetti. Posso fare una domanda io? Certo, Professore, quando si è accorto di questi studi o quando li ha fatti, a quando risalgono? Allora, io queste osservazioni le ho fatte addirittura nel 2005 perché sono stato uno dei pochi cittadini che si possono contare sulle dita di una mano a produrre delle osservazioni come soggetto privato. Perché l'autorità portuale ha dato una risposta appena
qualche mese fa? Perché evidentemente è una nuova autorità portuale, la precedente autorità portuale aveva sostenuto a piè sospinto che non c'era nessun problema e che non c'era nessuna interferenza col traffico navale del porto di Trieste. C'è ancora qualcosa per la loro tesi era Bonicioli l'aveva detto, scritto in tutte le salse. La loro tesi era che 500 metri è abbastanza come area raggio di sicurezza. 500, perché 500 metri è proprio dove c'è il confine. Quando avevamo l'incontro col ministro Clini prima, con i suoi collaboratori, loro si sono tutti... erano tutti d'accordo che questo è un problema, il problema della sicurezza, parliamo del progetto offshore, certo. Ma dicevano che l'area di sicurezza è una cosa che lo definisce l'investitore, no? Più o meno. Non ci sono dei standard. E poi che ci sono altri organi che lo valutano se la proposta va bene, no? Loro sono limitati alla proposta dell'investitore e poi c'è perciò tutta la procedura è stata fatta con anche i costi, sì, anche i costi, i problemi e tutto il resto che è stato fatto in questi anni, lasciando questo particolare, se si può dire, proprio alla fine della procedura stessa. Perciò siamo un po' scettici riguardo alla tesi che tutto è già finito. Blocco, chiaro. Il professore voleva aggiungere una qualcosa. precisazione. Le circolari dell'International Maritime Organization non hanno potere di vincolare l'autorità, però sono prese come Vangelo dalle compagnie assicurative, per cui hanno un duplice scopo: da una parte garantire un ragionevole margine di sicurezza per quelle compagnie assicurative che assicurano le navi in caso di manovra, in caso di collisione, in caso di incidente, e in più servono come copertura per le responsabilità di carattere civile e penale per le autorità portuali e per l'autorità marittima, in questo caso la Capitaneria di Porto, che è l'ultima parola. Cioè, la Capitaneria di Porto è l'organo in Italia che ha il compito imposto per legge di stabilire le misure di sicurezza. Nel dubbio, come hanno fatto a Chioggia, adoperano quelle che arrivano a livello internazionale. Certo, ma se una Capitaneria di Porto non si appoggia a queste direttive libera di farla. Sì, ma la compagnia assicurativa non ti assicura in caso di... Gli chiede un premio talmente elevato che lì non attraccherà mai più nessuna gasiera. Avrei un'altra domanda certo, a tutti e due, la farei. Prego. Perché qua sono allora diversi anni che stiamo lavorando su un qualcosa e poi alla fine hanno scoperto l'acqua calda. Ma tutte queste procedure che hanno me stesso, ma hanno implicato, complicato e investito risorse di persone dello Stato, è un danno per l'erario o no? Perché io ho letto nella mozione dell'onorevole che si citava proprio questo, cioè c'è un responsabile, perché non è solamente carta scritta, sono studi, sono il professore funzionari. Vuole rispondere. Allora, io direi certamente sì. Cioè, quando io vedo che in fase di progetto preliminare prima e in fase di progetto definitivo poi, con quello che comporta il concetto di definizione dei contenuti di un progetto definitivo, noi abbiamo tutta una serie di cartografie, di planimetrie, di disegni che mi riportano una parte i serbatoi a destra e una parte i serbatoi a sinistra. Dico, ma qualcuno ha mai letto, ha mai esaminato questo progetto? Cioè, questa è una cosa incredibile. Cioè, qua è il danno all'erario. Cioè, è stata ammessa, va bene, in itinere una progettazione che è completamente sballata. Cioè, se io ho da fare una veranda, no? Andiamo sul concreto comune che tutti possono comprendere, vado da un geometra e gli dico: guardi, signor geometra, mi fa la veranda su questo lato della casa strada principale, e lui mi mette due verande, una sulla strada principale e una sullo spigolo della strada secondaria, arriva in comune e il geometra del comune mi dice: ma scusi, lei fa due verande o quale delle due è buona? Si chiarisca l'idea e mi riporti il progetto.
Ecco, questo è avvenuto con dei serbatoi che hanno 80 metri di diametro, 84, 50 metri di altezza, quindi uno spostamento voluto, non è un caso, di circa 200 metri. Vuol dire che a seconda di come lo guardo, becco dentro o non becco dentro il pontile dell'Assiot dove scarico con delle petroliere, e non è cosa di poco conto. Dirò di più, davanti a un'ipotesi di questo genere, io ho visto che l'ultimo progetto, quello definitivo, aveva scelto di stabilire tutti i serbatoi a sinistra, quindi ho detto benissimo, col pontile a Z, le slide che abbiamo proiettato prima. Bene, tutta la relazione geotecnica, che è il documento su cui appoggiano le fondamenta, le indagini geognostiche e chi più ne ha più ne metta, su cui appoggia lo stabilimento, porta i serbatoi a destra e un pontile dritto. Ma chi è il geometra qua? Cioè, a chi noi cittadini Brava, ci rivolgiamo allora, per dire lei ha sbagliato io e cittadino, magari paga? va bene, pretendo una commissione parlamentare d'inchiesta a questo punto che vada a vedere chi sono questi funzionari, questi alti burocrati che hanno messo in itinere un progetto del genere. Perché è inconcepibile. Immoliamo l'onorevole Pellegrino che è qui con noi questa sera, quindi una commissione d'inchiesta è possibile? È doverosa secondo lei? Beh, io penso che potrebbe starci effettivamente una commissione d'inchiesta, questo è vero. Io faccio parte della commissione ambiente e potrei anche pensare di portarla al tavolo della commissione ambiente. Cioè, io dico, se a Trieste, nell'ex Austro-Ungarica Trieste, dove le cose si dovrebbero fare bene, accadono di queste cose, dico nel resto della penisola, che cosa sarà mai accaduto? Perché quelli di Gioia Tauro vanno in corteo, no? E manifestano, perché quelli di eccetera, no? Cioè, vengono dei dubbi ragionevoli. Ma ritorniamo al discorso di prima, sul piano energetico nazionale. In assenza di piano tutto è possibile. In assenza di piano regolatore si può costruire una città fantasma, una città che non serve. Quindi io metto sempre l'accento in quella direzione. Iuri? Quello che quanto diceva l'ingegnere Valle ci porta a concludere che qualcuno che doveva farlo non ha fatto il lavoro per cui è pagato, o l'ha fatto male, per quali interessi potrà constatarla un'eventuale commissione d'inchiesta, però è chiaro che c'era un appoggio politico dietro a questo agire. Se non ci fosse stato, probabilmente anche gli organi competenti avrebbero acquizzato l'attenzione su questo progetto e su tutti e due i progetti. Io voglio ricordare che fino a poco tempo fa il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Tondo, insisteva sul Zaule, e ancora prima c'era anche il sindaco di Trieste che insisteva su Zaule. Io direi, questo rendo merito al tavolo tecnico dei classificatori, hanno fatto sì che l'opinione pubblica, e non solo i comuni di San Dolligo della Valle e di Muggia, ma anche lo stesso comune di Trieste e anche la Serracchiani, oggi presidente della regione, si siano schierati contro. Poi c'è la Slovenia, ci sono i comuni sloveni, Capodiste, Isola e Pirano, che hanno parola in capitolo a dire no. Quindi in questo contesto insistere su questi due progetti sarebbe una catastrofe. E quindi però oltre a temere che si risveglino i due mostri, perché oggi sono in letargo, bisogna darsi da fare in questo periodo per evitare spiacevoli sorprese magari fra 4 mesi. Sì, anch'io penso che dall'inizio abbiamo parlato dell'assesso strategico, no? Dell'analisi strategica dei bisogni e anche dei modi come si possono incontrare questi bisogni per il Nord Adriatico. E ci sono gli strumenti nella legislazione europea, esiste, no? E anche Potocnik ha detto, no? Se potete fatelo nel modo per fare degli esempi di buona prassi, no? Perché ci sono degli esempi di buona prassi nordiche e ci sono anche degli esempi che si sanno come si possono fare anche nel Mediterraneo. Perciò gli strumenti ci sono, c'è sempre il problema quando si va per questa strada formale, no? Anche le procedure europee hanno dei vincoli e anche parecchi. Sì, si deve essere pronti da tutte le parti all'inizio
di dare tutte le carte sulla tavola, e questo penso che è l'altra parte della medaglia di questa nostra commissione, perché se tu insisti sui principi per un altro, no? per l'altra parte devi anche tu rispettare questi principi. Perciò il rigassificatore che è stato proposto a Capodistria, no? non poteva andare verso una fine positiva, perché i principi sono già stati elencati, cioè sono verso già una fine sì, positiva, sì. non si No, fa. non si può fare. Valle, vuole aggiungere qualcosa velocemente? Sì, che volevo velocemente. chiederle? Allora bisogna concepire, se ne saremo capaci come paesi, un impianto che regga lo sviluppo tecnologico dei prossimi 20 anni. Questo vuol dire che già oggi le grandi gasiere sono in fase di aumento, per cui una gasiera di 300 metri ha difficoltà o avrebbe difficoltà già adesso a manovrare in un porto di Trieste, in un porto di Capodistria. Un domani arriveranno navi da 350-400 metri e non manovreranno più, per cui bisogna avere un impianto in mare aperto. Non solo, ma la tendenza è quella di trasportare non più metano liquido ma metano compresso, e tra 20 anni, diciamo 17-18, siamo già in fase di avanzata sperimentazione, si trasporterà ioduri di metano, quindi metano allo stato solido, e quindi questa è l'evoluzione che bisogna prevedere politicamente per fare un qualche cosa di valido che non sia superato tecnologicamente tra 10 anni. Professore, lei l'esperto di sicurezza ci ha portato un filmato, ovviamente sì. Non vogliamo fare terrorismo, ma perché ha portato questo filmato? Brevemente, poi così lo possiamo anche commentare assieme. Allora, perché è un filmato trovato su internet che è una cosa eccezionale, cioè fin adesso tutti quanti hanno riportato vecchi filmati, vecchie sperimentazioni americane degli anni 60-70. Io rivendico insieme col ricercatore Thomas Ogrin del Joseph Institute di Chimica di Lubiana, dove abbiamo fatto sperimentazioni in scala ridotta col metano liquido e con l'azoto liquido. Quindi penso di essere una delle poche persone al mondo che parli con cognizione di causa su quello che succede quando avviene un incidente con il metano che prende fuoco e può anche esplodere in spazi semiconfinati. Quello che vedremo adesso, quello che vediamo adesso è l'esplosione di un'autocisterna criogenica che trasporta 20 tonnellate di metano liquido in un'autostrada cinese. Ok, possiamo probabilmente mandarlo in onda adesso. Ecco, allora questo è lo sviluppo della nube, quindi la rapida transazione di stato, va bene, tra metano liquido e vapore. Attenzione adesso, perché ecco c'è uno scoppio. Ecco, e qua c'è lo scoppio. Adesso ci sarà un'altra inquadratura. Sì. Quindi... Ecco, queste sono le telecamere di sorveglianza. Cioè, vedete che sono pochi secondi. Questa è la nube che si forma, e praticamente analizzando quelli che sono i timing delle telecamere, dove io me li sono contati proprio perché si leggono i numeri, abbiamo questa fase che è durato esattamente 36 secondi dal momento del collasso della struttura. Ecco, adesso qua avviene l'esplosione, ecco, l'esplosione è istantanea, è uno schiocco, un battito di mano. Quindi basta anche una piccola quantità? No, allora bisogna superare quella che è la massa critica, in questo caso parliamo di 30 kg di liquido in spazio semiconfinato con la sperimentazione che abbiamo condotto, quindi basta una quantità veramente modesta. E questo è lo scenario apocalittico che rimane dopo, cioè sembra un bombardamento aereo, va bene? Sì, ovviamente, ripeto, non vogliamo fare terrorismo, no. Però è giusto anche far vedere che possono esserci queste conseguenze. Il commento che va fatto in questo caso: primo, in caso di incidente subentra lo stupore e la sorpresa da parte di chiunque si trovi coinvolto in un incidente del genere. Perché abbiamo rischio di avere anche sul territorio nazionale serbatoi. Seconda cosa, ci sono dei tempi tecnici di reazione a seconda della formazione del personale, per cui questi sono preparati, dovrebbero operare per riflesso condizionato ad eseguire determinate manovre. Bene, abbiamo tutti quanti visto come si sono svolte le cose, c'è una nebbia, no? Rapid transition phase o rapid phase transition, a seconda di come la vogliamo chiamare, va bene, dove io non riesco a vedere il palmo della mia mano se allungo il braccio così. Sono come in un bagno turco, con la differenza che l'atmosfera è esplosiva e quando esplode polverizza tutto quello che c'è dentro. Cioè,
gli operatori, quelli che sono dentro, ci lasciano la pelle, non hanno nessuna possibilità di salvezza, anche perché la velocità di fuga di una persona, per quanto agile, per quanto in salute sia, è molto più lenta della velocità di avanzamento della nube che si trasforma in quel momento. Basta una marmita catalitica, una scintilla di una batteria, una cicca per terra, no? Ed esplode. Ecco, abbiamo pochissimi minuti. Solo in chiusura volevo mandare in onda l'ultimo servizio del collega Andrea Marsanic, così commentiamo assieme e vediamo qual è la situazione in Croazia in merito alle costruzioni del rigassificatore a Veglia. Dapprima avversato e criticato, ora, in questi tempi di grave crisi, fortemente voluto, quasi agognato, è il progetto del rigassificatore di Castelmuschio, Omišalj, nell'isola di Veglia, da anni sul punto di decollare e che invece non riesce ancora a trovare un investitore ambizioso, in grado di scucire circa 1 miliardo di euro per la sua realizzazione. Giorni fa c'è stata l'inaugurazione a Fiume del centro islamico con tanto di moschea e minareto, ma all'appuntamento non si è presentata l'annunciata delegazione di operatori economici del Qatar. Era previsto si parlasse del terminal metanifero, della sua costruzione, dell'arrivo di gas naturale qatariota nelle acque quarnerine e invece nulla di tutto questo, perché la rappresentanza dell'Emirato Arabo non è giunta a Fiume, il che ha messo in giro voci su un pressoché certo disimpegno del Qatar, che vorrebbe sì vendere gas naturale alla Croazia, ma senza partecipare all'approntamento del mega impianto LNG sull'isola altoadriatica. Il ministro dell'economia croato Ivan Vrdoljak ha smentito la notizia che i qatarioti avrebbero rinunciato al progetto di costruzione del rigassificatore, facendo sapere che le trattative sono ancora in corso. Fonti governative croate hanno fatto sapere che ad essere interessata concretamente al terminal Vellota è la compagnia americana ExxonMobil, con ambizioni pure nel campo delle ricerche e sfruttamento di idrocarburi in Adriatico. La nota società americana avrebbe manifestato il suo interesse anche nei riguardi della realizzazione del rigassificatore isolano. Non appena avremo individuato l'investitore giusto, ha asserito il ministro Vrdoljak, l'apprestamento del terminal LNG a Veglia non costituirà più un problema. Noi parliamo di un progetto comune, però intanto qua si sta muovendo l'altro progetto in Croazia. Battute finali, pochi secondi. Onorevole Pellegrino. Battute finali, che i danni ambientali non hanno confini politici ma solo geografici, per cui è indispensabile aprire il colloquio transfrontaliero. Anche con la Croazia, quindi. Assolutamente sì. Iuri? Sì, condivido questa proposta, condivido l'appello che abbiamo già lanciato da tempo e si veda un po' in che fase è la costruzione del rigassificatore di Veglia, si mettono le carte in tavola e ci si metta d'accordo per sfruttarlo, se casomai va a loro fine, oppure, come diceva l'ingegnere del Valle, chiudere il discorso e fare un discorso a tre, un progetto a tre, in mezzo al mare. Starman? Sì, io penso che è importante pensare a lungo termine, e se ci riusciamo a pensare a lungo termine in questa area sarà molto più facile per tutte le opzioni e per tutte le possibilità. Bevilacqua, parlerete anche con la Croazia, visto che il progetto lì va avanti? Lo abbiamo già fatto, lo faremo ancora, ma bisogna capire perché tutto questo gas liquido. In Italia vogliono mettere cisterne di gas criogeno, metano sulle strade e creare dei piccoli rigassificatori a 30 metri dalle case nei distributori. Questo è ufficiale, è quello che vorrebbero fare, ecco perché avrebbe dovuto introdurre l'ingegner Valle, ma c'è stato poco tempo, perché bisogna stare attenti a che cosa si ci lascia con questa bomba a fine trasmissione. È stato già approvato. Bene, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi questa sera, una buona serata.